Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro. Everybody moving. Senz'altro domenica è il podcast di Radio Bella e Monella con Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Buon ascolto! Ciao persone! Bentornati a Senz'altro domenica, la trasmissione condotta magistralmente da Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, su una radio magistrale che è Radio Bella e Monella con 3 L in nostro onore, no? Certo, Anzi, noi siamo 3 in onore di Radio Bella e Monella. Inizialmente eravamo in 2, poi abbiamo detto che Radio Bella e Monella ha 3 L e quindi abbiamo aggiunto Gaetano al trio. Esatto. Incredibile, che Un storia. piccolo componente, ma comunque abbastanza importante, diciamo così. Che storia, che settimana questa, ragazzi. Una settimana straordinaria. Tra l'altro pochi giorni fa è stato il 19 marzo, è stata anche la nostra festa per certi aspetti, no? Perché era la festa del papà, ma è stato anche San Giuseppe, che è un giorno che io attendo con grandissima gioia. Perché? Appunto perché è la festa del papà, ma anche perché è la tradizione delle zeppole di San Giuseppe, che è un dolce che mi piace tantissimo. Perché ricordiamo Gaetano. Le origini partenopee di Gaetano portano alla zeppola. Esatto. E la grandissima Giusy, la mamma di Gae, essendo Giuseppina, fa le zeppole. Allora io attendo questa giornata con ansia perché appunto mia madre fa le zeppole che poi distribuisce in quantità industriali, perché si è sparsa la voce e quindi deve dare più la combo festa del papà. Bravissimo, festa del papà, tra l'altro, che è la giornata in cui io mi diverto a scommettere sull'orario in cui mio figlio ventenne mi farà gli auguri. Se me li farà. Com'è andata? Ma direi molto bene, perché mio figlio mi ha chiamato alle 7 del mattino per farmi gli auguri. No, per chiedermi, la nonna ha fatto le zeppole. Rimanete con noi. Ragazzi, oggi è il 23 marzo, non so se lo sapete, è il compleanno di Paola, la mia compagna. Ma dai, auguri amore. Come amore? Dirò mia auguri. Avresti detto così. Io sì, giusto, perché anche io devo dire l'avrei detto auguri amore. Però no, ma mettete. Insomma, qualche giorno fa mi ha detto la classica frase: amore, non serve che mi fai il regalo. Certo, il regalo più bello è che ci prendiamo una giornata per stare insieme. Esatto, tradotto significa prova a venire senza niente tedesco. Non serve la traduzione. Tra l'altro la traduzione l'hai fatta in dialetto veneto, nonostante la tua compagna non sia veneta. Esatto, ma in certi casi comunque sa che per essere capita mi deve parlare il veneto. Comunque non so, un regalo chiaramente va fatto, non si può andare mascorlando, quindi magari spendendo poco. Mi sono informato. Questo è l'amore, ragazzi. Esatto. Allora mi sono informato, ecco la classifica degli 80 regali più graditi dalle donne. Però leggerò un estratto. Secondo me, esatto. Facciamo un sunto. Facciamo 8, direi. Al primo posto un gioiello, si sa. Un diamante è per sempre, manca il mutuo che te pianti qua a comprarlo. Praticamente quello rimane più del diamante, garantito. Il suo vino preferito no, perché siamo in Quaresima, abbiamo fatto la scelta di non bere per questo periodo. Ho fatto il fioretto, sai il fioretto? Niente alcol per 40 giorni. Dopo mezzanotte magari comunque. Ecco, dopo il tramonto tipo Ramadan poi. Quindi anche questo escluso. Una stanza piena di palloncini. Ma vedo già, Vara, come che te butti via. Allora è bella se ci abbini qualcos'altro, non è che puoi fare solo quella. È che i giorni dopo diventa una correttura. Poi il palloncino a un certo punto diventa fiapo. Esatto, è bello da vedere. No. Poi un CD del suo cantante preferito con l'autografo. Ma chi è? Ese Mozart, come fai a recuperare l'autografo di Mozart? Però belli i testi di Mozart. Bel cantante preferito, complimenti. Un animale domestico, abbiamo già 2 gatti più il sottoscritto, quindi direi che basta, bestie in casa. Insomma, alla fine una gift card da 100 euro da spendere in un negozio di abbigliamento e le ho regalato proprio questa. Sai che questa è sempre un'idea che adesso, devo dire la verità, va anche bene. L'abbiamo presa anche noi per il tuo compleanno l'anno scorso. Sì, giusto? Grazie che me l'avete. Poi l'hai usata, no? Cosa hai preso? Quella che mi avete regalato voi? Sì, l'hai usata, no? Più o meno. Guarda che scadeva dopo un mese. Come dopo un mese? Sì, scadeva. Porco, bisogna che cambio regalo per me morosa. Riciclato!
Torniamo qui su Radio Bella e Monella con Senz'altro Domenica, il programma comico ma a tratti anche politico. O forse entrambe le cose insieme quando viene a trovarci il nostro assessore preferito, l'assessore Ciano Contin. Ciao persone, ciao ragazzi, come andiamo? Tutto bene, grazie. Io devo Esatto. dire che quando lei viene a trovarci non trovo nulla di politico. Troppo onestamente. buono, No, non è un complimento, Bravo. però Meglio così, se devo Esatto, dirti la verità. va Gaetano. bene. Ultimamente si parla molto di alcuni politici che si comportano in un modo quando parlano con qualcuno e all'opposto quando parlano con altri. Bravo. Lei cosa ne pensa? Allora posso capire perché è un politico, è giusto che sia come puledro. Puledro. Puledro cosa? Se Poliedrico, un cavallo sarà poliedrico. poliedrico. Versatile. Versatile, non Esatto. versatile, cosa ne siamo? Come dico sempre in politica non è importante essere di destra o di sinistra, l'importante è essere sempre in mezzo dappertutto, questo è il segreto. Però assessore, mi scusi, così è anche troppo facile, cioè non si prende mai una posizione. Bravo Gaetano, è sbagliato, un bravo politico dovrebbe sempre prendere posizione. Bravo. Io, se devo dire la verità, penso che un bravo politico dovrebbe essere equilibrato e ascoltare un po' tutti. Sono d'accordo con te Marco, No, un bravo però aspetta, politico non ha detto- dovrebbe mai avere No. posizioni nette, dovrebbe però ha ascoltare detto- le posizioni. vero. Scusi, pensa anche prima lei. appena ha detto che un bravo politico dovrebbe prendere delle posizioni. È proprio così Gaetano, complimenti, non avrei saputo dirlo meglio. Hai mai pensato di entrare in politica? No, Scusi, ma Guarda, che ci servirebbe una persona meravigliosa come te nel nostro. Guardi, la ringrazio, ma Marco. passo volentieri. Vedete ragazzi, il segreto è stare vago, capite? Ho capito, ma se uno le fa una domanda tipo è favorevole all'energia nucleare, lei dovrà rispondere qualcosa. Cosa risponde? E ora, di solito io quando mi domandano queste cose che non so neanche a rispondere cambio argomento. Questa è la tecnica. vabbè, Perché se rispondi sì c'è qualcuno contento e qualcun altro scontento, no, dopo non mi vota, questo Ho è il capito, problema. ma serve una posizione. Allora ti rispondo alla tua domanda. Beh, noi di Molto Buio Fiumocchiaro, la sicurezza e l'energia sono temi fondamentali. I nostri cittadini devono sentirsi sicuri, poter godere a costi ragionevoli dell'energia. Vi faccio quindi una è domanda. favorevole? Vi faccio una domanda. A casa vostra capita anche a voi che accendete forno, asciugatrice e saltano i tappi? Sì. Ecco, noi di Molto Buio Fiumocchiaro diciamo mai più. Ma mai più cosa? Mi piace il discorso. Ma no, mi piace no, perché non ho capito mai più cosa. Mi fa venire nervoso, lei non può stare vago. Ma è normale che ti venga nervoso Gaetano se sono vago. Come si chiama il nervo più importante del nostro corpo? Vago. Bravissimo! Allora, a proposito, vi saluto che devo scampare. Tratteremo quel tema dell'energia nucleare la prossima volta. Certo. Vago anche a mio, che poi- ne voglio. la mando io. Allora, Ragazzi, come sapete, ho un bimbo che gioca a calcio, sì. quindi io sono perennemente nei campi da calcio. Domenica scorsa alla partita tale Matteo Soasi. Ma scusa, lo facciamo nomi e cognomi. Certo, degli ciao amici. Matteo Soasi. Ciao Matteo. Mi fa perché in radio non ti dici perché si tirano le orecchie quando uno compie gli anni? ma che richiesta E c'è? infatti ho detto, ma va su Google per forza. Però effettivamente Cioè, ti ha fatto una richiesta, vuoi dire accontentiamo le richieste degli accontentiamo le ascoltatori? richieste. Va bene. Siccome Vai, venerdì vai. ha compiuto Ah. 70 anni mia mamma, auguri Nella. Allora la rubrica è per Matteo Soasi e per la Nella. Vai. Perché si tirano le orecchie? Esistono perché? diverse Perché? spiegazioni, entrambe provenienti da credenze popolari. Sì. Ricordiamo che le credenze popolari sono Mobili, Mobili a basso costo. bravi, Sì. bravissimi. Vecchia come. Questo Esatto, è proprio esatto. terrificante. Beh, c'è Prego. come tirare le orecchie. Un Ma- tempo si riteneva infatti che la memoria fosse nelle orecchie, Ah. più precisamente nei padiglioni auricolari. E così il gesto di tirare i lobi non era altro che un modo per ricordare al festeggiato che il tempo passa per tutti, anche per lui. capito. Bella questa, ma c'è bella, anche un'altra però- versione però- diversa. Sì. Non so se lo sapevate, ma con l'invecchiamento biologico naso e orecchie crescono. Sì, si allungano un po'. Sì, no? si allungano. Sapevo Purtroppo, anche di altre purtroppo parti solo del quei due. Purtroppo Sì. solo, Solo quei due. quelli, te lo garantisco, Pippo. Purtroppo è Questo così. portava le persone a credere che lì fossero insediati la saggezza e la maturità. Allora, tirare le orecchie, allungargliele era un modo per propiziare una lunga esistenza. Però. Ok, poi c'è un'altra ipotesi più favolistica. Nel Rinascimento si raccontava ai bambini che a ogni compleanno avrebbero subito una tirata d'orecchie come punizione per tutte le marachelle commesse durante l'anno. Che forse questa mi sembra questa la un po' più credibile. Però se ne hai fatte 4-5 quando arriviamo Sì. alla nostra età sempre bene. comunque sono sempre meno di quelle Sì, fatte sì. effettivamente. Effettivamente io E poi basta, queste sono le tre opzioni. Beh, scusi, bello. Però io non ho capito qual è la vera opzione, caro Matteo Soasi. E allora, siccome non ho la risposta, chiudo con una citazione. Ah. Capisci che stai invecchiando quando le candeline costano più della torta. No, bellissimo.
Cari amici, in questa rubrica avremo ben 2 ospiti. Il primo è il famoso speaker radiofonico Gigi Pleonastico. Ciao ragazzi, sono Gigi Pleonastico, il vostro speaker radiofonico preferito. Che voce meravigliosa, Gigi. Grazie. Tu tra l'altro sei vocal coach, consulente di molti attori anche a livello internazionale, vero? Sì, ho vissuto quasi 20 anni a Hollywood, ho collaborato con i maggiori teatri di Broadway, più recentemente con il distretto dei teatri di Londra. Però presti la voce anche a numerosi spot radiofonici sulle emittenti locali, diciamo così. Come mai questo passaggio? Perché mi so magna fuori a tutto. Ok, Sì. ecco. Sì. Ma tra l'altro, Gigi, curiosità, ma tu parli così sempre? Non so, se vai al supermercato hai sta voce sempre impostata. Assolutamente sì, esatto. Tipo, salve signora, mi servono 2 etti di soppressa, una penua di Asiago, metà ganca, dei fettine de petto de poio, taglia fine. Gigi, non si può sentire, te lo dico. Comunque, presentiamo l'altro ospite. Lui è il titolare di un ferramenta fornitissimo, il signor Scapacchiò. Buongiorno a tutti. Titolare della ferramenta Trevisane Scapacchiò. Trevisane Scapacchiò. Trevisane Bene. Scapacchiò. E loro hanno scelto Gigi Pleonastico per realizzare lo spot della loro ferramenta. Trevisane Scapacchiò. Sì, ecco. Veramente pensavo più che altro a una collaborazione, mi piacerebbe partecipare anche a me con la mia voce. Sì, però scusi se mi permetto, ma temo che con la sua voce non venga bene, non è l'ideale Infatti, per questo spot. Insomma. Tutto c'è parte 50 euro. Assolutamente sì. E ora leggi quello che dico. Ah, Perfetto, vabbè. benissimo. Benissimo, si sono accordati, siamo pronti per sentire lo spot dello sponsor di Senz'altro Domenica, Trevisane Scapacchiò. Hai bisogno di fare lavori in casa e ti serve del materiale? Rivolgiti a... Trevisane Scapacchiò. Scusi, però non viene bene, è troppo marcato il Veneto, credo. Ma che te cavano di 10 euro ogni protesta. Va benissimo. Da Trevisane Scapacchiò trovi tutto ciò che serve, come... Trampani, smerigliatrici, ciardi di tutte le dimensioni, correa bianca rossa con scritto proprietà privata. Ma anche... Calzetti di alpaca, petardi, noleggio smoking, cessione del quinto, tecce coi buchi per fare castagne, arance di Sicilia. E ancora... Dichiarazioni di Santa Trento, organizzazione rinfreschi di laurea, tagliando auto e moto, viaggi organizzati in Croazia per rifarsi le dentiere. E mi scusi, per caso fate anche lo È speed? eufemo, perché come diciamo sempre... Ciò che cerchi te, ce lo abbiamo me. No, vabbè, meraviglioso. Grazie a Trevisane Scapacchiò e a Gigi Pleonastico. 40 euro te davo per la protesta, no? Dai, 50. mi pareva abbastanza... No, te vabbè. ditemi, 40 euro ti dico cavani. Ma senz'altro domenica è il momento delle riflessioni profonde. Gaetano Sì. ci ha chiesto di poter fare, di condividere con voi una riflessione profonda nel momento busa moment. Momenti profondi come una busa. Eh sì, perché è un po' di tempo, ragazzi, che ho in testa delle domande, mi pongo dei quesiti esistenziali, tipo, non so, esiste un'età giusta per diventare genitori? Ma è difficile questo. È possibile evadere le tasse? Certo, è possibile, ma è meglio non meglio di farlo. no, è meglio Non di no, è meglio fatelo. di no. No. Però, ad esempio, alla prima domanda, cioè se è troppo tardi per diventare papà, ancora io ho 51 anni, che ne sai? Cioè, sarà tardi, sarà presto, sarà giusto, sarà sbagliato. Io alla fine ho risposto no, non è troppo tardi. Perché in realtà è vero che la media dice che un uomo diventa papà tra i 27 e i 30 anni. Ma dai, pensavo... Però ci sono... Bene, scusa, io pensavo Sì. molto più alta la media. No, invece tra i 27 e i 30 anni diventa papà la media, insomma. Però le celebrità hanno più che raddoppiato questo range. Beh, sì, io ci sono sono una tanti celebrità. attori. Certo, Oh, no. lo sei. Lo Non solo. capisco però perché ci... Sì, ma aspetta che ci arrivo, perché ad esempio Al Pacino ci arrivo. ha avuto nel 2023 il suo ultimo figlio, cioè il quarto, a 83 anni. vabbè, ma la fidanzata quanti anni ha? 29. ecco, vabbè, ho capito, insomma. Perché i pargoli richiedono energia, poi Sì, Al sì. Pacino voglio Cioè, vedere. vorrei corri dire che dietro. se un 29enne avesse avuto un figlio con una di 83 Sarebbe stato lì più sarebbe complesso, stato certo, più strano, complesso. Più che altro dal punto di vista fisiologico, l'amore cioè, è direi- cieco, come si suol dire. direi Però di poi sì. Robert De Niro, ad esempio, l'ha fatto a 79, Mick Jagger a 73. Tra l'altro, Mick Jagger ha un bisnipote addirittura. Anche? Sì. Quindi, E quindi c'è men bisnonno e Mick Jagger. praticamente più o meno, esatto. E quindi Comportate come no, direi di no. Quindi è vero che viviamo un'epoca in cui fare presto una famiglia è molto più complesso. se ci pensate. certo. Quindi diventare papà, ad esempio, in un'età più avanzata, secondo gli studi condotti da psicologi e medici, è anche un'operazione felice. Cioè, è una cosa migliore Migliore. avere bambini in tarda età. Primo, però Gaetano, Abbiamo tantissimo tempo a disposizione, una carriera ormai già finita, nel senso più che definita, nel senso- questo sì, questo e soprattutto Definita, un'esperienza. ma non finita, meglio, no, meglio, e meglio. soprattutto
tutta un'esperienza, no? Per non fare gli stessi errori di prima. Però, scusa, sì, però continuo a balenarmi una domanda. Sì. Perché sto Busa Moment? No, così mi faccio delle domande perché metti che ad agosto, tra il 6 e il 9 di agosto, metti che nasca una bambina, che chiameremo Olivia, metti Gaetano diventa papà! Sì. La cosa che mi conforta è vero che insomma un corpo di un trentenne non è quello di un cinquantenne, come dicono molti psicologi, più del fisico conta lo spirito. Però il problema è che dite che è un corpo di un cinquantenne, qua testa da 1 da 12. Ce la farai, Gaetano! Ritorniamo qui a Senz'altro Domenica, sempre in nostra compagnia, sempre in compagnia di Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio. Che tra poco diventerà un quartetto. Che bello, Gaetano ha appena Però dato questa comunicazione, diventerà papà in agosto. Ma no, lo so, ridiventerò papà, esatto. Certo. Quanti anni di differenza? 20 anni tra il primo e la seconda. Sto sudando. Ma detto ciò, allora cambiamo tema. Esatto, cambiamo tema perché in questa settimana ho letto una storia che non conoscevo e finalmente, posso dirvelo, ho capito che cos'è il marketing. Dai, Red Bull, bello. non facciamo pubblicità, però dobbiamo nominarla. Sì. Red Bull la conoscete? Sì. E negli anni 80-90 adottò un marketing non convenzionale. Come è iniziato lo sviluppo di questo drink energetico? Piazzò migliaia di lattine vuote in cestini pubblici, nei bidoni fuori dai locali notturni o in luoghi affollati. No, meraviglioso. La gente usciva dai locali e vedeva cestini pieni di queste lattine che non riconosceva, andava in cerca di cosa fossero, vedeva che erano dei drink energizzanti e tutti volevano bere. Bello, Se la bevono tutti, la devo bere anche. Ho sì. capito, ragazzi, come funziona il marketing. Bene, quindi ti ha fatto venire delle idee per noi. Sì, da domani troverete Marco, Pippo e Gaetano dentro i cestini vicino ai teatri di tutta Italia. Ma non mi pare che funzioni così il marketing, Marco. No, non so così. A Senz'altro Domenica torna a trovarci il nostro cantastorie per eccellenza, il maestro Alberigo Fuffa. Grande maestro. Il nuoto è pieno di campioni incredibili: Michael Phelps, Ian Thorpe, Federica Pellegrini, Gerry Scotti, Vanna Marchi, il mago Don Nascimento. Magari non tutti questi, maestro. Di loro conosciamo tutto: medagliere, record, casellario giudiziario. Sì. Non tutti però conoscono l'incredibile storia del Veneto Doc Romy Pacciarea. Mai sentito, Romy? No, non l'ho mai sentito. Nato e cresciuto a Goa, uno stato confederato dell'India. Che però non è Veneto, Ma maestro. lo fa lo stesso. Romy Pacciarea inizia la sua storia d'amore con il nuoto quando nel 2002 tra l'India e il Pakistan, più precisamente nella regione del Kashmir, piovono acque torrenziali per giorni e giorni. Per fortuna non ci saranno vittime, ma saranno più di 3.000 gli abitanti infiltriti. Certo, nel Kashmir. In quell'occasione Romy Pacciarea viene salvato da Trevor Rifare in Ciuccetti. quell'occasione. In quell'occasione Romy Pacciarea riesce a mettersi in salvo perché rimane aggrappato al boiler del vicino di casa Trevor Ciuccetti, Ma tutti i veneti a Goa che erano. che lo ripesca e diventerà immediatamente il suo allenatore. Dai, che fortuna. Per farlo andare veloce lo mette in acqua con Jimmy Fauci d'acciaio, un coccodrillo di 6 metri noto in tutta Goa per aver mangiato 128 uomini e aver vinto l'ultima edizione di X Factor. No, ma che cattivo. Sì. I tempi però in piscina del nostro Romy Pacciarea sono meravigliosi. immagino, Sì. Al punto che diventa così veloce che il coccodrillo Jimmy per prenderlo non sa più come fare. D'altronde gli inglesi dicono il coccodrillo come fa? Non c'è nessuno che lo sa. Bravi, deriva sapete da l'inglese, Romy sapete Pacciarea. l'inglese. Nel 2004 Romy Pacciarea è pronto per gareggiare. Il suo allenatore Trevor Ciuccetti lo iscrive alle Olimpiadi di Atene utilizzando i punti raccolti alla COP. Bastava fare così. Questa roba. I primi tempi di qualificazione sono buoni ma non buonissimi. E allora Trevor Ciuccetti all'ennesimo colpo di genio. Attenzione. Pochi minuti prima dell'inizio della gara libera in piscina Jimmy Fauci d'acciaio. non si può, È entrato illegalmente nel paese facendosi credere un borsone per kayak. Il coccodrillo, giustamente. Grazie al suo amico Jimmy, il nostro campione Romy Pacciarea vince la gara a mani basse. Anche perché Jimmy Fauci d'acciaio mangia 6 degli altri 7 concorrenti. E il settimo? In settimo il giapponese Kyoto Kanoa si ritira inspiegabilmente e dopo la gara dichiarerà in giapponese So miga monami. E che aveva ragione anche.
Però la vittoria è schiacciante, ma inspiegabilmente Romy Pacciarea verrà squalificato, non gareggerà mai. Ma per fortuna, maestro! Tornerà a Goa, si iscriverà insieme all'amico Jimmy Fauci d'Acciaio alla nuova edizione di X Factor, dove vinceranno con un brano autobiografico che ricorda la vittoria olimpica dal titolo Magna Grecia. No! Ringraziamo Alberigo Fuffa! È il 23 marzo, qualche giorno fa è stata la festa del papà. Certo, ne abbiamo parlato anche inizio puntata, Sì. l'abbiamo ricordato, non solo la festa del papà, anche San Giuseppe. San Giuseppe. Io ne approfitto per ringraziare i miei bimbi dei regali Che bello. meravigliosi che mi hanno fatto. È stato proprio bello, un momento molto molto tenero. Grazie cari Cosa ti bimbi. hanno regalato? Cosa ti hanno Pippo? regalato? Allora, uno svuotatasche fatto manualmente da loro. Bello. E un portachiavi fatto sempre da loro. Ma che quindi- bello, Davvero bello. Mio Invece- figlio mi ha regalato dei prodotti di bellezza, questo ha capito già come. Perché non ti causa? E tu invece, Marco? No, io volevo dirvi che i miei bambini mi hanno regalato 2 vasetti 4 stagioni. Vedete i vasetti 4 stagioni? sì, quelli sì, per sì, la sì. conserva. Certo, Poi, certo. anche se oggi si chiamano in realtà vasetti 3 stagioni e mezza, perché Non c'è esiste più mezza Bravissimi, stagione. bravissimi. Grandi battute qui. A senz'altro domenica. Allora, i miei bambini mi hanno regalato questo vasetto, questi 2 vasetti, uno a testa, con dentro tanti piccoli bigliettini. Ve ne ho che portati, bello. sentite anche il bigliettino. Oh, è Ho vero. portato dei bigliettini, È un bigliettino perché reale. ogni giorno, finché non finiscono i bigliettini, io dovrò pescare questi bigliettini. Ma che e bello. hanno scritto o una frase per il papà o una cosa che vorrebbero fare con il papà. Ma che Ed è bello. bellissimo. Finora ho trovato solo delle frasi per il papà. Ma che Vai, bello. vai. Allora, mi scrivono: mi aiuti sempre. Ma che amore. Il mio forno, e questa è la Ceci perché mi dice sì, che di notte sono caldo e la che scaldo. bello, vedi E bello. poi super papà. Poi Mario mi ha scritto super orso umano. Super papà gentile. Ciao papi, volevo dirti che sei molto coraggioso. Ma che No, bello. vabbè. Allora io Posso dire è bellissimo. È Cioè, commovente questo. sapete cosa vi dico? A parte che mi commuovo veramente perché sono proprio sì, belli, sono proprio ho belli. pensato che è una botta di autostima Ah, incredibile. certo. E allora ho pensato che mi farò un mio vasetto 4 stagioni, anzi 3 stagioni, con delle frasi belle su di me e ogni giorno me ne tirerò fuori una per Bravo. darmi la carica. E così si Ottima fa. idea. È troppo ottima idea. egocentrica la No. cosa. Assolutamente no. È da un po' di puntate che qui a Senz'altro Domenica abbiamo inaugurato una nuova rubrica che vi permette di comprendere il linguaggio giovanile dei vostri figli, bravo. adolescenti o preadolescenti. Perché noi giovani, diciamolo, parliamo in modo strano. Esatto, direi molto strano. Però per capirli meglio, perché veramente io non riesco a capire mio figlio a certe volte, abbiamo inaugurato questa rubrica che ogni volta vi darà dei termini nuovi. Degli appigli su cui La arrampicarvi rubrica che nella si chiama conversazione. Torna a casa lessico. Esatto. La prima parola di oggi è tryhardare. Tryhardare è impegnarsi al massimo, dall'inglese tryhard, sforzarsi. La parola è presa da un videogioco che è Fortnite e i tryharder, però attenzione, i tryharder sono i giocatori che cercano la vittoria a tutti i costi, anche con mezzi poco leciti. Quindi ripetiamo tryhardare. Tryhardare. L'esempio, mia madre mi ha obbligato a pulire tutta la casa, ho tryhardato per 3 ore senza pausa, capito? Ho lavorato tantissimo per ottenere il risultato. È brutto tryhardare. È brutto, sei Brutto, più bello. brutto tryhardare. Adesso Non ho mi piace. fatto così, sei più bello. Non lo so se è più elegante, ma direi che è più chiaro. Tryhardare. direi che- Senti che Poi difficile sentite questa, tryhard. che pare, con la K, che pare. Che pare. Significa non dire la verità, mentire, dire una bugia. Anche questa all'inglese. Probabilmente no? arriva anche questa dall'inglese cap, che indica appunto una bugia. E comunque Che pare. la frase è sta cheppando di brutto, dice che ha studiato ma ha copiato tutto il compito. Che pando. Cheppando. Che pando. Allora, tryhardare. Che pare, ma e attenzione, la più bella è flexare. Flexare. Che significa vantarsi, cioè deriva dall'inglese appunto to flex, mostrare, ed è utilizzato ormai da tanto tempo per anche in modo scherzoso, soprattutto se qualcuno compra un indumento nuovo e lo mostra, soprattutto se è Ti griffato. stai flexando di Bravissimo, bravissimo. Bro, ti stai flexando. di brutto. E allora mi sono chiesto, ma brutto. se Non lo so, secondo me se lo usano i no, non lo so, ma può essere ormai non più, i giovani della nostra età forse Esatto. sì. Ormai sono termini che sono entrati nella vita di tutti i giorni, e così mi sono chiesto, ma se i proverbi usassero i termini giovanili, come sarebbero? Che Questa è figo. una bella- questa è Tipo, una bella cosa. meglio flexare subito che tryhardare per niente. No, non posso arrivare. Meglio flexare Sai, subito- meglio un uovo oggi che una gazzetta Bravo, domani. bravo, bravo. No, Oppure, vabbè. oppure questa.
quello che flexano gli altri sembra sempre meglio, bro. L'erba del vicino è sempre più verde. Vedi che Marco è molto più giovane. avanti, Marco. L'ultima. Meglio non avere amici che stare con gente che keppa sempre. Meglio soli che male accompagnati. Bravo! Dai, sono giovane, sono giovane. La Rowling dice che la Rowling, autrice del famoso Harry Potter, dice certo. differenze di abitudini e linguaggi non contano se i nostri intenti sono identici e i nostri cuori sono aperti. Sì. Il problema è che io non capisco niente. Bravo! Torna qui a Sens'altro Domenica il famoso gioco Cazzo c'entra. Hai detto una parolaccia. No, Pippo, no, forse non ti ricordi che cazzo c'entra è un termine di origine Latina. latina non sei mai sta latino. Latina. Le altre volte era sempre di origine Parola latina, latina che significa non attinente. Ok. Cazzo Come c'entra funziona il significa gioco? non attinente. Come funziona? Stavolta vi leggerò il testo di una bellissima canzone italiana. Famosissima. Ok. Quando sentirete qualcosa che non va nel testo, dovete fermarmi e dire cazzo c'entra. cazzo c'entra. Ok, vai. Allora, e tu? E E tu? la meravigliosa canzone di Dario Baglioni oggi Cazzo abbiamo- c'entra! Claudio. le insidie. Vai. Allora, non vi leggerò la prima strofa, troppo facile, Sì. ma la seconda. Ah, bravo. Sì, vai. Quindi non è accoccolati. No. Quindi iniziamo dalla seconda strofa. Se sentite qualcosa, mi raccomando. Cazzo c'entra? Ok, vai. Nell'ombra della sera, pan di stelle. Cazzo c'entra? Il pan di stelle. Qual è la parola giusta? Poche stelle. Poche stelle, bravo Pippo. Beh, 1-0 per Pippo. E perché Pippo l'ho indovinato anch'io? Perché comunque. Ed un brivido sul viso e sulla pelle. Poi Cazzo c'entra? Un brivido improvviso. Bravo Pippo, un Quanti brivido fallo? improvviso. Vabbè, la prossima volta fallo su una canzone di Sfera e basta, vinco io, cioè è facile. Poi correre con la bici e con un gatto. Fare avanti. Cazzo c'entra? Dai, con un gatto, per piacere. Qual è? Correre Con la- felici. con i felici. No, correre. A perdifiato. A perdifiato. 2-0 per Pippo. Ma perché gli dai i Forse punti anche tutti a lei? 4. Forse anche 4. Forse anche 8, dai. Fai la gara per vedere chi resta indietro. Sì. E tu, in un respiro tu, in ogni mio desiderio tu. Cazzo c'entra? E tu? Non è desiderio, ma è. No, niente. Mio respiro tu. No. No. E Cos'è? la seconda strofa. E tu, in un sospiro e non respiro tu, ai, in ai. ogni mio pensiero. Pensiero, Pippo ha sbagliato, Quindi perde Pippo 5 va punti, via perdi. di 2 punti, quindi arriva a 6. Ma Gaetano perché va lui a 2. 6 che ha sbagliato? meno due. Mai sbagliato, perché devo... Quindi abbiamo detto e tu in un sospiro tu, in ogni mio pensiero tu. Ed io restavo zitto io, Sì. perché mi è venuto in mente mio zio. No, cazzo c'entra? Dai, mio zio, ma per Per piacere. non sciupare tutto io. E baciarti le labbra con una formica. Cazzo c'entra? Con un filo d'erba. Dai, questa la so. Perché con la formica ed è la prima strofa. E scoprirti più bella con la testa in giù e mi piaci di più. E mi piaci. Puci-pu. No, cazzo c'entra? Ma Mi piaci di ragazzi, più. e scoprirti più bella con la testa in giù. No, Ah no, ragazzi, giusto. e scoprirti più Coi bella capelli. coi capelli in Io avevo su. detto cazzo c'entra. Comunque No, ragazzi, no. siete stati bravi ma non bravissimi. Vince però Pippo! Purtroppo, e sottolineo purtroppo, torna a trovarci l'ospite che io qui non farei mai entrare, che è il nostro consulente finanziario Meris Jacopone. Felice anche io di trovarvi ragazzi, Guardi, forse non hai Io sì, sentito. lo so, No, non io ha sì. sentito Io lo stimo l'introduzione. molto. Gaetano, come va con la salute? So che te Bene, avevi bene. che il problema di emorroidi hai Ma risolto. scusa, ma scusa, siamo in diretta in radio, cioè voglio dire, non devono sentir tutti. No, va bene, la privacy è corretto. Scusa se ti ho chiesto, ti chiamo dopo. Così ti non consiglio serve. una bella Vabbè, pomata. tranquillo, vai, Comunque vai. sta bene, la settimana scorsa avevo Pippo, grossa lascia, crisi, ma adesso scusa, ma sta saranno meglio, anche a sta- fare Mi fai dai. piacere, sono contento che hai ripreso a sederti. Basta. Allora, andiamo al sodo del tuo intervento. Un ascoltatore ci scrive: secondo te, Meris, i giovani di oggi avranno la pensione? Ragazzi, però mi fate delle domande troppo contorte. Potete essere Beh, più chiari no, scusa. quando scrivete da casa. No, scusa, mi pare semplicissimo. Un giovane oggi ha speranza di ricevere una pensione? Ah, adesso ho capito. Bravo quella è Gaetano.
uguale a prima. Come fai a essere lucido nonostante che il problema dei moroi? E dai a questa roba. Allora ragazzi, il concetto di pensione è superato. Vi ricordo che INPS meno Sì. INAIL più IRPEF uguale TFR per IRES. Non so se mi spiego. Certo. Certo costa, non ho Ricordate, capito se niente. oggi mettete da parte 1.200 euro al mese, tra 30 anni la pensione è garantita. Sì, grazie, ma come si fa a metter via 1.200 euro al mese? Vabbè, cosa no. ci vuole? Gaetano, amico mio nervosetto, ma sappiamo tutti perché. Ti Ma la smetta rispondo di- citando un'esperienza che mi ha cambiato la vita. Sì. Contemporary Focus. Cos'è? Corso dell'Università di Cambridge nel 95, realizzato nella sede periferica di Spercenigo, provincia di Treviso. Scusa, Maris, cioè vuol dire che l'Università di Cambridge ha una sede a Spercenigo. Non lo sa, ora lo scopriamo. Diciamo che la sede legale dovrebbe essere quella, ma dopo gli inglesi per, Ma per per piacere, questioni che sì. non stiamo qua a dire Vabbè, l'hanno messa in vabbè, Inghilterra. vabbè. Un corso costato all'epoca 15 milioni di lire. caspita, Però avrei quanti imparato soldi. un sacco di robe, però. Corso straordinario dedicato a imparare a fare robe contemporaneamente. Sì. È stato lì che mi sono specializzato in discipline come public speaking, grattandosi una reccia, guida sicura in stato di ebbrezza, Ma che fai? cosa o può ancora fare una stampa fronte retro ma giusta, sciupiandomi il naso. Oh, beh, Speriamo lo caspita. facciano ancora sto Sì, corso. sì. Ma chi partecipava per curiosità? Eravamo in 10, tra cui Elon Musk. No. Lui non era ancora nessuno, io continuo a non essere. Ma questo ma scusi, ma ci risponde a questa cosa della pensione che ci chiedono da casa? Gaetano, ci sto arrivando. Ah, ok, vabbè, ma è un'ora che gira intorno. Quando vidi Elon Musk lo Sì. salutai e gli dissi Elon Musk e lui certo. mi disse Mary, the book is on the table but the cat is under the table. certo. Questo era il mio livello di inglese, di più non avrei capito. Beh, vabbè. Sì, ma cosa c'entra questo con la pensione, Maris? Aspetta un attimo che go il Nasdaq in crisi, dai che ce la attimo, fai, no, riprenditi il aspetta che Nasdaq. Nasdaq, Scusate, ma ogni tanto bisogna incoraggiare i mercati. Certo, Ma bisogna per incoraggiarli, favore, bisogna ma cosa? incoraggiarli. Ma incoraggiarlo Bravo, cosa? Matt. Ragazzi, go da scampare, ricordate le parole del grande economista del 1700 Adam Smith. diceva? Piuttosto della criptovaluta, semmai un piatto di pasta asciutta. Certo, Adam Smith. Grazie a Mary sia Ciao Copone. ragazzi, su Ciao, col morale Mary. Gaetano. Coraggio. E anche questa puntata di Senz'altro Domenica giunge al termine. sì. Giunge al termine un'emozione, Gaetano. Che bello, Che che puntata, bello. che Puntata ricca, pregna di Puntata emozioni. pregna di emozioni, bravo il nostro Pippo. Marco e Pippo, l'unico duo che è un trio, vi danno appuntamento alla prossima domenica, sempre qui a Radio Belle Monella, sempre dalle 10 alle 12. Ma se vi siete persi la puntata di oggi o quelle precedenti o semplicemente volete riascoltarle, come potete fare? Andare sul sito di Bella Monella oppure di Marco e Pippo e cercare il podcast di Senz'altro Domenica. Podcast voce del verbo voglio sentire anch'io. Quell'emozione. Ma perché cambia sempre Bravo, come cazzo c'entra bravo. ogni volta? Vabbè. Allora chiudiamo con una citazione come sempre di Paolo Coelho. Vivi ora ciò che gli altri sognano di vivere nel futuro. E con questa perla di saggezza vi salutiamo, vi aspettiamo domenica prossima con Senz'altro Domenica! Everybody moving.